Solitamente sono abituata a fare le domande, ma oggi sono dall'altra parte. Ciao a tutti, amici siciliani vicini e lontani, sono Sara Priolo e oggi risponderò ad alcune domande. La passione per lo spettacolo nasce con me. Ero piccolissima quando cantavo, improvvisavo spettacoli in salone, questo i miei cugini e i miei parenti lo sanno molto bene. I miei studi mi sono diplomata al liceo classico Garibaldi di Palermo per poi conseguire la laurea in comunicazione, impresa e marketing. Mi chiedono spesso come o dove abbia iniziato. Devo dire che la fotografia è stata una mia grande passione e sin da subito sono stata abituata a stare davanti all'obiettivo. Ho iniziato con la moda, con i primi concorsi e shooting fotografici, per poi scoprire il mondo della radio, dove sono entrata veramente a piccoli passi, dove ascoltavo, dove guardavo, osservavo, per poi fare un training che oggi mi ha portato a 10 anni di formazione lì, completandola con corsi di teatro, di azione, di presenza scenica, di PNL, insomma tutto il mondo, tutto il mio mondo. Quindi la mia esperienza in radio arriva per caso. Io sono sempre stata appassionata di musica, ho ascoltato sempre tutta la musica da piccola, tutta la musica italiana, internazionale, funky music, R&B music, che rientra anche tra i miei generi preferiti. Un giorno mi ritrovo in radio invitata come ospite e da lì inizia un percorso di formazione totale per me. Ad oggi posso dire che è il mio lavoro, che mi sono formata per questo, un lavoro che mi ha portato anche a presentare sui palchi, quindi sono molto contenta. Ho fatto anche delle esperienze in TV, finali Zona Avventura 2017 e nel 2015 a Uomini e Donne. Oggi il mio lavoro è anche quello di creator, intraprendo contratti per brand locali, regionali ma anche nazionali. Scrivermi in 3 aggettivi lo faccio con l'iniziale del mio nome: solare, sincera